Abbiamo giocato un ottimo primo tempo con molte occasioni, non siamo stati abbastanza cinici. Nella ripresa i ritmi sono un po' scesi, anche l'avversario è venuto un po' meno e alla fine ha visto vincente di Brigatti. Che partita è stata, mister? Ma l'hai un po' riassunta nel modo giusto, secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se su certe cose non sono rimasto soddisfatto, perché abbiamo concesso forse troppo al Chioggia, che è una squadra comunque di qualità, l'avevo detto anche in conferenza stampa, però magari sta vivendo un momento di difficoltà, quindi spesso magari abbiamo perso dei palloni che potevamo giocare in modo più semplice e gli abbiamo dato un po' di coraggio. E poi abbiamo fatto in fase di possesso secondo me un buon primo tempo, abbiamo creato delle occasioni importanti, poi come dicevo la volta scorsa l'importante è crearle, poi prima o poi le butterai dentro. Per assurdo abbiamo fatto gol in una situazione in cui c'è stata una giocata singola, è stata una gran giocata. Devo fare i complimenti anche se magari da Brigatti non te lo aspetti, anche se devo dire che in precampionato aveva già fatto 2 gol molto pregevoli da fuori, quindi il tiro da fuori ce l'ha, probabilmente deve cercarlo di più. Di solito squadra che vince non si cambia. Domenica scorsa abbiamo perso e per la prima volta in stagione non è cambiato la formazione, è cambiato il sistema di gioco perché Beltrame era un po' più avanzato. Vado in controtendenza, vi metto in difficoltà. Come mai hai scelto questa formazione e questo sistema di gioco? Perché, ma intanto per cercare ma noi abbiamo scelto un sistema di gioco, loro hanno cambiato modo di giocare, prima giocavano a 4, oggi hanno giocato a 3 e quindi per 3-4-2-1, sì, 3-4-3, quindi per cercare di opporsi a loro in fase difensiva anche noi ci siamo messi con lo stesso sistema di gioco proprio per essere più aggressivi. È quello che un po' non mi ha soddisfatto perché il primo tempo spesso siamo stati lunghi oppure non siamo andati in pressione tutti insieme, però insomma ho confermato la formazione di domenica scorsa perché secondo me ha fatto una grande partita domenica scorsa, forse una delle migliori contro il Legnago, poi non è coincisa col risultato, però è una prestazione che mi ha soddisfatto. Poi comunque ho la possibilità a partita in gioco di fare dei cambi e anche oggi credo che tutti siano entrati bene e quindi questo è un aspetto che mi soddisfa. Hai fatto tante sostituzioni nel finale. Sì, perché c'era gente un po' più stanca, secondo me nella parte centrale del secondo tempo ho visto che stavamo facendo bene, non avevamo particolari problemi, poi col passare dei minuti ho messo gente fresca anche per cercare di tenere l'aggressione alta, la pressione alta e poi ho messo magari anche un difensore un po' più fisico, visto che loro hanno messo dei giocatori anche loro più fisici, hanno messo dentro Rosso, hanno messo dentro altri giocatori e loro alla fine puntavano solo a buttare la palla lì e cercare un episodio. Quindi singoli, Petrovic gli è mancato il gol, Petrovic sta crescendo, ha fatto una buona partita anche domenica scorsa, è chiaro che poi un attaccante deve buttarla dentro, quindi dobbiamo lavorare perché lui è un attaccante, mi ha detto che quando era a casa sua in Croazia giocava più trequartista che attaccante, poi è arrivato in Italia e ha iniziato a fare la prima punta, quindi deve imparare, probabilmente deve crescere su alcuni aspetti, ci stiamo lavorando, però è un ragazzo molto disponibile che vuole crescere, che vuole migliorare, vuole fare il bene del Treviso, questo è importante. Abbiamo visto che a un certo punto ha parlato con Beltrame, era su un posizionamento in campo, su che cosa? Sì, era su una... Lui mi aveva detto una cosa, era su una pressione, una cosa tattica, insomma, per cercare di essere un po' più ordinati e un po' più aggressivi. Le due mezzale, Pelin e Serena, hanno schermato molto bene, no? Da questo punto di vista, come aveva preparato questo aspetto tattico? Sì, hanno fatto una buona partita tutti e due, sono dei giocatori che danno equilibrio, sono giocatori, per un ragazzo molto giovane che si sta applicando, sta facendo bene, sta crescendo, perché ricordiamoci che lui è nato mediano, quindi da mezzala si sta applicando, sta cercando di crescere, credo che anche oggi abbia fatto una buona partita,
così come Serena, quindi sono contento per loro e poi una volta che comunque magari calano un po' abbiamo la possibilità di mettere altri giocatori altrettanto validi. Ecco, a parte il gol Brigate, spento molto, ci sono state diverse occasioni in cui lui ha avuto la possibilità di mettere palloni in mezzo, forse è mancata sul secondo palo qualcuno lì pronto, no? Sì, adesso devo rivederle, abbiamo creato molte occasioni, sì, soprattutto sulla destra, e non siamo riusciti a finalizzarle, è mancato proprio il tap-in finale, quindi devo rivederle ed è un aspetto sul quale dobbiamo cercare di migliorare perché creiamo tanto, però probabilmente in base a quello che creiamo finalizziamo poco. Comunque dal punto di vista difensivo alla fine, a parte un colpo di testa su un calcio d'angolo all'inizio Sì. partita con Parabegoli che ha messo il pallone in diagonale forse alla fine del primo tempo, però poi alla fine centralmente avete gestito molto bene, no? Abbiamo rischiato poco o nulla e questo, cioè venire comunque a Chioggia che è un campo difficile e rischiare poco o nulla vuol dire che abbiamo fatto una buona prestazione, che siamo stati solidi, questo deve essere una costante insomma da qui alla fine. Sì, questo appunto da sottolineare il fatto che un clean sheet è importante per evitare... Mal che vada porti a casa un punto. Esatto, quello che è successo invece la settimana scorsa. Lì purtroppo secondo me anche lì abbiamo fatto una buona prestazione a livello difensivo, poi il gol che hai subito è stato un episodio in cui potevi ripartire te, invece abbiamo sbagliato il passaggio e poi siamo stati anche fortunati a far gol. Comunque era importante, insomma, tornare subito alla vittoria è un segnale che la squadra mentalmente c'è, ecco. No, è un segnale importante perché una sconfitta porta sempre delle insicurezze, porta sempre un po' di incertezze, quindi venire a Chioggia, ripeto che è un campo difficile, e vincere a Chioggia è un segnale importante per noi stessi ma anche per la piazza, insomma. A proposito di piazza, oggi c'era appena una dozzina, quindicina di tifosi, c'è stata la protesta insomma, da parte della curva sul fatto dei 100 biglietti. Insomma. Dispiace, mi sono già espresso in conferenza prepartita, dispiace, è un po' una sconfitta perché insomma oggi se fossero venuti i nostri tifosi, visto che comunque anche i loro tifosi è una tifoseria molto calda, sarebbe stato molto più bello sia per i giocatori sia per tutti quanti, insomma la partita, cioè il calcio alla fin fine vive della gioia dei tifosi, anche degli sfottò, basta che restino insomma nel limite della correttezza, insomma. E quindi penso che sia un po' una sconfitta, cioè è stata un po' una scelta, ho già detto, né carne né pesce, cioè o vieti tutti o... Sarebbe da dire da pesce, visto che siamo... Da pesce, infatti. E quindi insomma dai, così. Mister, è una spallata importante verso un avversario che poteva essere fastidioso? Sicuramente è un bel colpo, ne avevamo parlato durante la settimana. E sappiamo che il Chioggia è una squadra attrezzata, costruita per cercare di risalire subito, quindi venire qua a vincere comunque... Cosa non facile tra l'altro perché nessuno difficilmente risale subito. Sì, poi fra l'altro il Chioggia come noi è cambiato tanto, quindi ci vuole tempo per amalgamare la squadra, i giocatori. Credo che sia stata una vittoria importante in questo senso, poi è talmente presto ancora, sono passate solo 9 partite che insomma... Avete 4 undicesimi della squadra che quando è venuto sullo scuola. Infatti. No, ma infatti non è casuale, penso. Chissà che sia di buon auspicio. Ma per voi sicuramente sì. Speriamo, dai. Allora, questo gol cercato... Diciamo che non sono molto abituato a segnare, però quando arriva insomma fa sempre piacere, poi è stato un gol che va sui 3 punti, quindi ancora di più fa molto piacere per me personalmente, per la squadra, perché se lo merita, stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando bene e dovevamo ripartire dopo insomma i 3 punti persi in casa la settimana scorsa e penso che la partita sia stata interpretata nel migliore dei modi e insomma siamo stati bravi a portare a casa i 3 punti anche se non è stato facile insomma. Ci racconti questo gol, anzi questo Eurogol, permettimi di dirlo? All'inizio ho pensato di crossare, poi ho visto che la palla insomma uscita era molto pulita, quindi
ho calciato in porta senza pensarci troppo e insomma sono riuscito a calciare bene e insomma la fortuna ogni tanto dà una mano, però insomma, dai, è stato un bel gol. E lo dedichi a qualcuno in particolare? Non so. Sicuramente la mia famiglia che mi segue sempre, la mia fidanzata, la squadra. Insomma, penso appunto, come ho detto prima, che sia un gol meritato e spero che non sia l'ultimo, insomma, dai. Diciamo che al di là del gol ti sei messo spesso in luce sulla destra, Treviso grazie a te ha avuto ottime opportunità con le combinazioni con i tuoi compagni, tanti palloni li hai messi in mezzo, però poi è mancato qualcuno che raccogliesse il tuo pallone, no? È mancata un po' insomma, la finalizzazione, sono mancati un po' gli ultimi 15 metri, però quando abbiamo mosso bene la palla in maniera veloce siamo arrivati in maniera pericolosa nelle vicinanze della loro porta e qualcosa di pericoloso abbiamo creato, soprattutto il primo tempo. Poi insomma ci è mancata un po' la fase conclusiva, però stiamo lavorando per migliorare anche sotto quell'aspetto e sicuramente lo faremo. Poteva essere una trasferta pericolosa perché per l'Unione Crodense questa era una ghiotta occasione per tornare su in classifica. Come l'avevate preparata dal punto di vista proprio tattico? Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata perché comunque la loro è una squadra organizzata, attrezzata, con giocatori forti, però siamo anche consapevoli della nostra di forza e quindi l'abbiamo preparata bene e siamo arrivati con l'obiettivo di portare a casa i 3 punti e insomma ci siamo riusciti. Diciamo che era importante tornare subito a far punti dopo la sconfitta immeritata del Terni. Sì, domenica scorsa abbiamo fatto una buona prestazione, una buonissima prestazione. Sono mancati punti appunto per un errore che abbiamo pagato e oggi era appunto importante ripartire col piede giusto e abbiamo cercato di farlo dal primo minuto e insomma è andata bene e siamo contenti di questo. Continua insomma in maniera positiva questo campionato del Treviso, insomma come vedi questa fase della stagione? Noi cerchiamo di andare in campo ogni domenica per vincere le partite. Ovviamente abbiamo un obiettivo che è a lungo termine, ma dobbiamo pensare partita per partita per non perderci e non commettere errori, quindi cerchiamo di lavorare in settimana e poi pensiamo ogni partita come se fosse la più importante, insomma. Diciamo che insomma è ancora presto per dirlo, però intanto avete tenuto lontano un potenziale avversario. Sì, sicuramente noi al momento non guardiamo gli altri perché è ancora presto, cerchiamo di pensare a noi, di lavorare bene e poi i risultati arriveranno.